L'uno contro uno che avresti voluto fare e non ti è mai capitato di fare? Contro Kobe Bryant. C'è stato anche tanto nonnismo, bisogna dire, perché all'epoca le matricole erano molto belle, cioè creative. Ad esempio a me hanno tagliato i capelli, mi ha lasciato una cresta, una croce sopra, così, ero bruttissimo. Però mi ha insegnato molto. Ad esempio Jacopini, durante gli allenamenti magari facevo un canestro oppure sbagliavo, ero sempre sorridente e lui mi diceva: Dennis, quando fai un canestro non ridere, sii serio sempre. Prima trasferta in Grecia, ai K mi sembra, e arriviamo al palazzetto un'ora e mezza prima e sentiamo dei rumori, cioè sentiamo cori da stadio, e ho pensato, beh, sarà la partita prima, sarà finita, insomma. Invece erano là che sono arrivati 2 ore prima a fare riscaldamento dei tifosi. Esatto. E la cosa bella è che i miei compagni bastardi, perché sapevano come funzionava, e fa: Dennis, vai a tirare, vai a fare 2 tiri. Appena ho messo piede in campo ho ricevuto una marea di fischi, di urla e tutto, che ho detto, ho girato i tacchi, sono tornato dentro, ho preso paura, insomma. Lo capisci quando ti propongono un contratto. E il primo contratto io avevo, che mi hanno proposto, ovviamente ho dovuto prendere un agente perché ero fuori da tutti i canoni, tutti i giocatori, anzi il giocatore uno dei più anziani mi ha consigliato di prendere un agente, poi mi hanno detto un paio di nomi, insomma, e mi ha aiutato. E lì capisci che è la tua professione. Che non è più solo un gioco. Non è più solo un gioco, hai delle responsabilità, perché il primo mio stipendio prendevo il doppio di mio papà, che era operaio. E quindi, sai, dici, allora devi darci dentro. Io mi sono fatto un infortunio più grande, è stata la caviglia, dove una finale contro la Fortitudo, quindi anche una partita sentita in casa, e una spinta da dietro andando in contropiede, ho appoggiato la caviglia e mi si è, non dico uscito l'osso, ma dislassato l'osso della caviglia. Ciao Dennis. Ciao. Tutto bene? Bene, dai, un po' emozionato. No, dai. Non poniamoci così su altri alti. Oddio. No. Tu in alto sei sempre. Magari, dai. Ospite all'altezza oggi per noi, battutona che penso ti avranno fatto in altre circostanze, quindi la chiudo subito con questi dad jokes e passiamo ad altro. Per chi non l'avesse mai incontrato o non ci si fosse mai scontrato sui campi di 5 contro 5 o 3 contro 3, come è successo anche a me da adolescente, abbiamo con noi oggi Dennis Marconato. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Ciao a tutti. Chissà quando ci ascolteranno. Esatto. Ecco, bentornati tutti a Campus Cast, un podcast che esplora, fa conoscere, muovendosi da forti accenti veneti. Perfetto. E li manteniamo sempre, esatto, ma anche strizzando l'occhio all'internazionale, cioè capire e conoscere cosa ha portato i nostri ospiti a partire da Treviso, Verona, Vicenza, Montebelluna, Cornuda, Valdobbiadene, Vidor, Ciano del Montello mi viene anche da citare in questo momento, per poi finire su palchi, aziende, parquet di forte respiro internazionale. E qui stiamo parlando anche di Olimpiadi, giusto per citarne una. Ok. Dennis si racconterà con noi, ci racconterà un po' di storie, un po' di aneddoti, speriamo di ricordarci tutto, esatto. Perché gli anni passano e arrivano per tutti quanti. Ma l'idea che Campus Cast si porta avanti in queste puntate è quella di dare ispirazione, quindi quella di fornire informazioni, idee che portino chi ci ascolta e chi ci guarda a dire: ho un po' di talento in quella direzione, ho una passione che sta nascendo verso, in questo caso specifico, lo sport, vediamo cosa riesco a farne in termini di professione, lavoro, futuro,
sviluppo di famiglia, ma soprattutto del sentirmi bene con me stesso. Giusto. Okay. Dennis porta un percorso molto forte. Da ragazzo, tra virgolette, semplicemente alto, ecco, è diventato uno dei nomi più importanti del basket italiano, vincendo con Treviso, giocando all'estero, arrivando fino all'argento olimpico ad Atene nel 2004, ok. Poi tornando nel basket da allenatore e adesso player development coach. Esatto. Ok. Oggi è attivo nello sviluppo individuale dei giocatori e nel settore giovanile del Treviso Basket. Un po' la culla che ti ha portato all'inizio, perlomeno con denominazione diversa. Esatto. Però sempre lì. Ecco. Ma quando è che dall'alto di un ragazzo di probabilmente 13, 14, 15, 17, 18 anni hai cominciato a dire aspetta che questo è proprio il mio lavoro? Beh, allora, parto dall'inizio. Io ho cominciato a giocare a basket per caso perché dovevo fare sport e mia mamma mi ha portato in Ghirada, ho rischiato anche di andare con la pallavolo, per dire. Non con il rugby? No, rugby no, però perché mi ha portato dentro in palestra, non sui ok, campi. sì. Perché una seconda linea come te avrebbe fatto comodo, eh? Il professore delle superiori mi ha sempre detto. E lì io ho cominciato con una squadra che si chiamava Ragazzi B. Cioè, c'erano Ragazzi A, quelli che giocavano e vincevano tutte le partite. I Ragazzi B erano più o meno la Silver di adesso e non giocavo in quella squadra, ero alto, non giocavo perché era all'inizio e tutto. E da lì l'allenatore però mi prendeva un'ora prima dell'allenamento, mi faceva individuali, mi insegnava a tirare, a fare il terzo tempo, a fare le virate, insomma pian piano. Il primo anno è stato un po' questo. Dal secondo anno ho fatto con i ragazzi A, allievi, erano allievi allora, e ho cominciato a giochicchiare pian piano. Poi crescevo anche, quindi ero 1,95, insomma stavo crescendo moltissimo, in un anno ho cresciuto quasi 15 centimetri. Quindi e questo a cavallo da che età? Da 14-15. Mia mamma, poverina. Quanti vestiti ha dovuto cambiare? Cambiare o allungare i jeans. E da lì io lo prendevo sempre come un gioco, mi stavo divertendo, stavo imparando a giocare a basket sempre di più e mi divertiva di più. Io ero quello che quando è arrivato in spogliatoio parlavano di Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, io non li conoscevo all'epoca. E poi pian piano ho cominciato a guardare, c'erano le riviste, insomma a conoscerli, a vederli, e guardavo anche la TV, all'epoca c'era l'NBA. NBA Action. Sì, ma la facevamo vedere su Capodistria, quindi non c'era TV private. E pian piano mi sono appassionato e da lì io fino a 16-17 anni lo prendevo come un gioco e mi divertivo tantissimo stare col gruppo, con la squadra, si migliorava, poi abbiamo vinto anche 3 scudetti giovanili, abbiamo vinto allievi, cadetti e juniores, insomma eravamo anche un gruppo molto affiatato e ho capito quando poteva diventare il mio lavoro a 17 anni e mezzo, quando la prima squadra mi aveva chiamato per fare degli allenamenti e c'era Tony Kukoc e io dovevo marcare Tony Kukoc. E da lì ho capito che forse poteva essere il mio futuro quello, insomma. Io avevo un'altra idea, volevo diventare un meccanico di Formula 1. Ah però. Quindi perché mi piacevano molto i motori, infatti il mio Ciao l'ho smontato e rimontato parecchie volte, poi ho fatto anche dei danni, però ero lì. Dovevi customizzarlo alla misura, immagino anche. La sella l'ho fatta rialzare con un tubo in più, cioè un pezzo di tubo, quindi serviva. Bisognava. È molto peculiare perché appunto la tua è stata relativamente dilazionata come approccio allo sport e esatto. È alto quindi, cosa che invece magari altri ragazzini, come dicevi tu, più coinvolti nel mondo della palla a spicchi si ritrovavano appunto a già parlare, respirare, mangiare basket, magari in famiglia anche, perché un fratello maggiore, uno zio, un papà, a quei tempi
negli anni del grande exploit del basket nella marca trevigiana si ritrovavano proprio ad essere immersi da questa trasfusione di basket continuo. Giusto. Erano i primi anni 90 in cui Treviso stava crescendo, ma Treviso era proprio la capitale italiana dello sport in generale, non soltanto del basket. Ricorderò sempre l'anno in cui Treviso ha vinto non solo basket, pallavolo, rugby maschile e femminile e Formula 1, il mondiale di Formula 1. Cioè una città di 85.000 abitanti era sul palcoscenico dello sport mondiale a 360 gradi. Esatto. No. Sì. E questo non era poco, ecco. No. Ha vinto più mondiali, ha vinto più scudetti Treviso in quell'anno che non qualsiasi altra città in Italia mai. Esatto. Bisogna forse andare in cerca di qualcosa, credo, a Madrid per avere un certo numero di campionati nazionali vinti contemporaneamente lo stesso anno, ecco, per squadre appunto, e parliamo del Real Madrid che appunto essendo polisportiva poteva contare su tuttora essendo polisportiva può contare su tutto sport, rugby compreso, tra l'altro, mi viene da ricordare. Sì. E tu ti ritrovi, come dire, un po' per introduzione così fisica, come dire, beh, devi esserci. Però c'è quello scatto, quel meccanismo, quella cosa. E appunto tu hai citato una delle grandi leggende del passato del basket, che è Toni Kukoc, appunto. Toni Kukoc che arriva dalla Croazia, o meglio, al tempo appunto non era ancora Croazia, non era Jugoslavia, esatto. e diventa croato, la storia lo dipinge così, arriva a Treviso, fa quello che deve fare a Treviso, cioè fa vincere un campionato, non solo lui ma anche altre leggende che appunto poi hanno fatto un percorso cestistico sia nazionale che internazionale di tutto rispetto, e diventano per voi ragazzini alti, delle guide. Una cosa che però mi ha sempre caratterizzato il giocatore di basket, soprattutto il giocatore di basket di quegli anni in Italia, era una certa riservatezza. Cioè non trovavi molto spesso il giocatore di basket chiacchierone, che era disposto a parlarti, che ti raccontava. L'allenatore era un'anomalia, era quel ex giocatore di basket che riusciva a comunicare. Esatto. Erano sempre taciturni questi personaggi, o sbaglio? Ma sì, abbastanza, però in spogliatoio no. In spogliatoio no, ok, quindi era quello il momento in cui si sviluppava la conversazione e magari ti riusciva ad arrivare anche qualche dritta per dire aspetta che ascolto questo consiglio, che non necessariamente doveva essere un consiglio tecnico. Di consigli tecnici per quello c'erano il coach, ok? Ma consiglio, come dire, di comportamento, di attitudine, cosa importantissima nello sport in generale, anche nella vita. Siamo sempre lì sul parallelo sport-vita. Ogni puntata di Campus Cast raggiunge persone che stanno prendendo decisioni importanti sulla carriera, sulla vita, su cosa fare del tempo che hanno. Se vuoi che la tua azienda o il tuo progetto sia presente in questo spazio, contattaci. Valutiamo insieme la formula più adatta, offriamo inserzioni audio nelle puntate e visibilità sui canali social del podcast. Scrivici a campuscast@british.school. La simbologia dello spogliatoio per te cosa ha portato? Ma ha portato tantissimo. Io ti dico, avevo 17-18 anni, poi sono sempre stato il più giovane nella Benetton perché avevo davanti Rusconi, Jacopini, Pellacane, cioè americani di primo livello, e la cosa che ho imparato molto, insomma, c'è stato anche tanto nonnismo, bisogna dire, perché all'epoca le matricole erano molto belle, cioè creative. Ad esempio a me hanno tagliato i capelli, mi ha lasciato una cresta, una croce sopra, così, ero bruttissimo. A German Scarone l'hanno fatta a scacchi, per dire, tagliata a scacchi, cioè era molto creative. Però mi ha insegnato molto, ad esempio Jacopini, durante gli allenamenti magari facevo un canestro oppure sbagliavo, ero sempre sorridente e lui mi diceva: Dennis, quando fai un canestro non ridere, sii serio sempre. E da là ho detto: ma come? È un gioco questo. Invece ho capito perché non devi, cioè devi essere molto concentrato.
poi io sono stato uno che mi piace rubare un po' di cose a tutti, a tutti i giocatori, all'allenatore, ascoltavo l'allenatore, anche il modo che si proponeva gli allenatori che ho avuto, erano tutti diversi. Ho avuto Mike D'Antoni, Obradovic, Messina, insomma Piero Bucchi, insomma, tantissimi allenatori di primo livello, e tutti avevano un approccio diverso, e da loro io sempre ho cercato di prendere qualcosa, ma anche dai giocatori, perché... Ne hai citati 3, appunto, e tra l'altro da scuole di basket completamente diverse. Esatto. Personalmente, la tua preferita, slava, italiana o americana? Io farei un mix. Bene, ottimo. Un mix, sempre cosa dell'uno e cosa dell'altro. Allora, esempio, Mike D'Antoni era un allenatore che ti dava molta tranquillità nel campo, cioè ti lasciava fare e sbagliare. Era uno che ti permetteva tanto, però voleva anche tanto indietro, cioè non voleva che tralasciassi, che ne so, la difesa o qualcosa, insomma. Però eri molto libero e aveva un gioco molto veloce, cioè non aveva pochi schemi, si correva tanto, molto di lettura, giochi di lettura. E Ettore era il contrario, cioè dopo è arrivato Obradovic, che era il contrario, era uno che preferiva i giochi schema, esatto, aveva un tipo 25-30 giochi, e dopo era uno che preferiva lavorare tantissimo. All'inizio siamo passati da Mike D'Antoni, che si faceva 1 ora e 45 dove si correva, a 2 ore e mezza, quasi 3 di allenamento, molta difesa, molto fisico, poco veloce, molto schema e seguire passo per passo, e molta concentrazione. Quindi, scacchistico quasi. Esatto. Ed è stato, all'inizio è stato un trauma per tantissimi giocatori, perché è stato cambiato proprio, rivoltato tutto. Ettore è un altro che esige molto concentrazione e attenzione, e vuole che metti in campo le sue idee, però è uno anche che ti premia tantissimo se tu ci dai, insomma. Di questi 3, insomma, il più come si dice, umano, tra virgolette, che magari c'è più relazione, forse è stato Ettore, che è quello che, a vederlo molto duro, però una volta che tu lo capisci, questo è un libro aperto che ti insegna tantissimo. È un po' una caratteristica dei coach italiani in questo caso. Sì. Il fatto di essere cresciuti con un ruolo di coach che, gestendo ragazzi, perché alla fine quello eravate, assumono quel ruolo di figura paterna anche. Sì. Magari non così espansiva, come magari lo si può immaginare in una minor, ok? Ma ti danno proprio anche quello che percepisci essere effettivamente un sentimento di approccio in questo. Ecco, cosa significava per dei bocciasse come voi, che effettivamente si trovavano anche a essere lontani da casa, catapultati in palcoscenici internazionali a 16, 17, 18 anni, a essere appunto ovviamente all'interno di quella che sappiamo essere la bolla sportiva, e quindi senza grossi contatti con quello che è all'esterno, ma comunque sottoposti a pressioni anche psicologiche a volte, non da poco. Ricorderò sempre un mio carissimo amico di Trieste che mi diceva: quando andavamo a giocare in Turchia io dovevo diventare sordo, perché se cominciavo a percepire semplicemente le vibrazioni dello stadio, io non capivo più niente, andavo in pappa. E questo mi ha colpito fortemente, perché lo stesso anche in Serbia, voglio dire. Grecia, cioè tutto ciò che è dai Balcani in giù, sai che là entri in campo ma stai andando in guerra. Sì. Dai, io mi ricordo che avevo 18 anni, prima trasferta in Grecia, ai K mi sembra, e arriviamo al palazzetto 1 ora e mezza prima e sentiamo dei rumori, cioè sentiamo cori da stadio, e ho pensato, sarà la partita prima, sarà finita, insomma. Invece erano là che sono arrivati 2 ore prima a fare riscaldamento dei tifosi. Esatto. E la cosa bella è che i miei compagni bastardi, perché sapevano
come funzionava e fa: Dennis, vai a tirare, vai a fare 2 tiri. Appena ho messo piede in campo ho ricevuto una marea di fischi, ma di urla, e tutto, che ho detto, ho girato i tacchi, sono tornato dentro, ho preso paura, insomma. Appunto, è questo impressionante, appunto, e l'idea del dire sì, mandiamo avanti sti fioi e vediamo come reagiscono, è una sorta di battesimo del fuoco, esatto. E in quello ti deve comunque assistere una figura di riferimento. Il coach, immagino, fosse quello, o lui o chi per lui, nel senso... Anche il giocatore anziano, per così dire, esatto. Sì. Ti porta quella necessità di maturare, esatto, in un contesto che effettivamente altro non è che una simulazione della vita vera, giusto, ma con un pallone in mano. Esatto. Lo si vede in maniera molto romantica, lo si vede in maniera molto giocosa, nel senso che comunque voi state giocando a basket quando siete lì, ma lo fate diventare una professione. Quando è stato che hai cominciato a dire, aspetta che effettivamente io sto entrando in campo, sto tirando un pallone, sto facendo canestro, ma sto lavorando adesso? Allora, lo capisci quando ti propongono un contratto. Il primo contratto io avevo, che mi hanno proposto, ovviamente ho dovuto prendere un agente perché ero fuori da tutti i canoni, tutti i giocatori. Anzi, il giocatore, uno dei più anziani, mi ha consigliato di prendere un agente, poi mi hanno detto un paio di nomi, insomma, e mi ha aiutato. E lì capisci che è la tua professione. Che non è più solo un gioco. Non è più solo un gioco, hai delle responsabilità, perché il primo mio stipendio prendevo il doppio di mio papà, che era operaio. E quindi, sai, dici, allora devi darci dentro. È stata un cambio di vita totale quasi, hai più pressione dopo, tutto, e le poche volte che magari negli anni ero anche stanco di allenarmi, non c'avevo voglia, anche lì il fisioterapista, che i fisioterapisti anche loro sono cardine dentro la squadra, perché sono un po', come si può dire, sono visti come confessori. Bravo, sì, però sono quelli che anche sentono il sentimento, come ti senti te, e ti aiutano. E, insomma, c'è stato un periodo dove non avevo più voglia di giocare, cioè neanche di giocare, di allenarmi. E lui mi ha detto: pensa, se vai a fare un lavoro normale, ti alzi alle 7, lavori 4 ore, torni a casa, mangi e dopo torni di nuovo in fabbrica altre 4 ore. Cosa puoi fare? Ho detto, vabbè, hai ragione. E da lì ho fatto un'altra svolta, ho cominciato di nuovo a prendere ritmo e dire: questo è il mio lavoro, devo darci dentro, insomma. E il fatto di non soltanto farlo, ma anche andare oltre, quindi battere il limite? Soprattutto, e lì... Chi ti porta? Ok, lo decidi tu, ma chi in quei contesti, o chi lo ha fatto nel tuo caso, appunto? Questo momento di svolta, che è una frase cardine che penso ti sia rimasta tatuata in testa, esatto. È già abbastanza forte, però questo è il farti continuare a fare, diciamo, il tuo lavoro. Esatto. Ma il migliorarti nel tuo lavoro, da chi ti arrivava? Poteva anche essere per dirti... un po' da me stesso, un po' dalla sfida con gli altri, e poi anche quando ti arrivano gli americani, che sono forti, giocatori stranieri, ti confronti e vuoi arrivare come loro, alla loro altezza, alla loro velocità, alla loro tecnica, e lì, insomma, ogni anno un giocatore che arriva nuovo, insomma, io cercavo di rubargli qualcosa di tecnico, cercavo di lavorarci sopra. Io sono abbastanza competitivo anche nei test, cercavo sempre di migliorarmi nel lavoro fisico, insomma è stato un po' dentro di me che decidevo di migliorarmi. È una questione di mindset, di mentalità in questo caso, che subentra quello che è magari il talento, nel tuo caso talento indotto dalla fisicità, però in quel senso, ecco. E nell'approccio psicologico invece cosa ha condizionato? Ok, la tua attitudine ovviamente, abbiamo parlato di quelle che sono le figure di riferimento generale, che però non possono prenderti in custodia individualmente, che sono gli allenatori, i fisioterapisti. C'è però qualcuno
anche esterno al mondo del basket o esterno al mondo dello sport, che magari ti ha indotto a dire aspetta che mentalmente mi focalizzo in questa direzione? Sai, allora, la mia famiglia, cioè mio papà e mia mamma sono, mio papà era operaio, mia mamma casalinga, quindi non sono mai interessati, cioè non sapevano il basket, come le regole e tutto. Questo mi ha aiutato moltissimo perché non avevo pressione da loro, cioè loro mi chiedevano com'è andata, io dicevo bene, anche quando da giovane non segnavo, mio papà da calciofilo diceva quanti gol hai fatto? Sono canestri, quanti canestri hai fatto? Non so, forse 3-4 così, anche se non avevo giocato, insomma. Però non c'era questa pressione. E poi anche mia moglie, insomma, io ho avuto la fidanzata, mia moglie a 19 anni, ci siamo conosciuti e anche lei è stata sempre vicina e, come si può dire, mi ha sempre dato una mano anche nei momenti bui, tra virgolette, magari di stanchezza, magari un periodo dove non giocavo bene, mi è sempre stata vicina e questo forse, queste cose mi hanno aiutato ad andare avanti molto con la mia carriera, perché se no avrei potuto mollare prima, dire invece che stare in Serie A vado a giocare in A2, cioè tante scelte potrei aver fatto sbagliare, invece queste cose come si dice, ti hanno tenuto con la testa in quella esatto, direzione là. Esatto. Oltre a questo, che ovviamente sono la parte motivazionale, quali abitudini ti hanno portato a quale routine? Stiamo cercando ovviamente, e questo è uno degli indirizzi del nostro podcast, di provare come tu facevi, rubare Esatto. qualche segreto o qualche regola, autoregola, ok? Per poterla poi trasmettere ai ragazzi, alle ragazze, ai cestisti Esatto. o sportivi in generale che ci ascoltano, perché abbiamo già affrontato l'ambito sportivo in alcune puntate passate e abbiamo visto quanto importante sia effettivamente dire lo sport è la mia vita è lo sport. Tanto è per quello che è la disciplina che ci sta dietro, il saper valutare i propri talenti in maniera equilibrata e il poter dire lo faccio diventare ciò che è passionale, lo faccio diventare professionale. Okay. Nel tuo caso si è realizzato, altrimenti non saresti arrivato alle Olimpiadi, altrimenti non saresti arrivato prima in Ghrada, poi al Palaverde e poi in tutti i palazzetti del mondo, ecco, compreso quello in Grecia, dove ti hanno fischiato dietro di tutto in una lingua che neanche per fortuna conoscevi, se no figurati. Ecco, queste routine, queste abitudini che magari ti sei creato, perché ovviamente non si nasce imparati neanche da un punto di vista di disciplina, di autodisciplina in questo caso. Quali erano e quali magari ancora mantieni adesso che sei passato dalla parte del adesso allenatore, coach, mentore, mi pare di pensare anche. Okay. Ma routine, diciamo che... o metodi? Metodi, non saprei neanche come dirli. Io da quando ho cominciato a giocare ho cominciato anche a capire il mio corpo, cosa aveva bisogno e a cercare anche di limare da solo i difetti. Ecco. E pian piano è come se fosse come si può dire, diagnosi. Okay. E da lì insomma ho capito che lavorandoci potevo migliorare, potevo star bene anche, ho provato tantissime cose, dal yoga, respirazione, insomma, e quello che trovavo che mi fa star bene lo continuavo a fare. È il provare in continuazione, non sono mai fermato magari a fare i pesi in una maniera e basta. Io ho anche quella cosa lì, i pesi, la pesistica, insomma, abbiamo cominciato quando i primi anni in Serie A facevamo macchine, poi è arrivato un preparatore innovativo, diciamo, e abbiamo cominciato a fare pesi corpo libero. E da lì diciamo anche la curiosità di provare, di
questa novità insomma mi ha fatto migliorare tantissimo, perché da lì sono anche esploso a livello fisico, di peso, di forza e da lì ho cominciato anche a fare lo stretching, che una volta era, se volete fare stretching bene, se no tenetevi i crampi, andate in doccia e devo dire che questo mi ha tenuto anche in salute, perché le ginocchia, le caviglie, la schiena, insomma, stanno benissimo adesso rispetto a quelli che conosco, che erano un po' più vecchi, che adesso hanno 1000 problemi, perché hanno lavorato in maniera diversa, oppure hanno lasciato un po' delle cose. Insomma, la routine è stata questa di sempre andare avanti la curiosità. Cercare cose nuove, essere curiosi anche in quello. Ecco. Tu hai parlato di un concetto molto, molto importante, cioè quello del difetto. Okay. Sì. E a un certo punto della tua carriera c'è il difetto per eccellenza, cioè l'infortunio. Esatto. E anche quello è un momento in cui magari ti trovi con le voci che ti arrivano, ormai è finito, non so cosa fa, non è possibile se, ma tanti esatto. se, tanti ma, tanti forse, ma forse quella volta, cose così. Sei ancora qua. Voglio dire. No, sì, guarda, ti dico, il grande è spacciato, che probabilmente sarà arrivato sicuramente, magari in maniera estrema, ma sicuramente sarà arrivato, anche perché nel mondo dello sport sappiamo benissimo, magari infortunarsi anche a una certa età rispetto ad un'altra, esatto, è quello che ti fa dire, boh, signori, grazie di tutto, arrivederci, bandiera bianca e così. E invece no. E invece per te ha funzionato in maniera diversa. Esatto. E vorremmo capire quanto di positivo questo diverso è stato per te. Guarda, io mi sono fatto un infortunio più grande, è stata la caviglia, dove una finale contro la Fortitudo, quindi anche una partita sentita in casa, una spinta da dietro andando in contropiede, ho appoggiato la caviglia e mi si è, non dico uscito l'osso, ma dislassato l'osso della caviglia. E era maggio. E ricordiamo sempre che stiamo parlando di un ragazzotto di più di 2 metri. 2 metri, okay. 10, 2,11, pesava 115 kg. 115 kg su quella caviglia. Esatto. Okay, giusto per dare un attimo le proporzioni a chi ci sta ascoltando. Esatto. Ecco. E maggio, era più o meno maggio, quando finiva il campionato, e c'era le Olimpiadi di Sydney, okay, nel 2000 era. E io avevo giocato nel 99, ho vinto l'argento con Ettore Messina a Barcellona, e c'erano queste Olimpiadi e io ho fatto un anno bellissimo in campionato, ero un pivot titolare. Questo infortunio a 3 mesi dalle Olimpiadi mi ha quasi distrutto, okay, perché il sogno delle Olimpiadi che abbiamo guadagnato, ho detto quando mi capiterà, e da lì ho cominciato a pensare cosa fare, e ho chiamato un medico, intanto mi hanno operato il giorno dopo e ingessato 30 giorni e non mi sono dato per vinto, e i medici della società mi dicevano no dai, stai tranquilla, il prossimo anno devi giocare, questo. E invece ho trovato un fisioterapista tramite il preparatore di Forlì, Fabrizio Borra, che è quello che ha tirato su Pantani dall'incidente, e quando ha visto le carte fa Denis, siamo in perfetto tempo, cioè il tempo è giusto per recuperare. E questo già giocare. È un bel boost di positività. Bravissimo, sì. Esatto. Io da là ho cominciato finalmente, allora ho cominciato a fare i pesi a parte alta per tenermi in forma e tutto col gesso, e ti dico ho fatto un'estate, cioè, fino a metà luglio, perché poi le Olimpiadi erano a metà dal 15 agosto in poi, perché in Australia comincia la primavera, se no era inverno, e la data era tipo il fine luglio, dovevo correre, saltare, se no Boscia Tanevic, allenatore nazionale, non mi avrebbe preso. Fumava tantissimo quell'uomo. Sì. Insomma, ho fatto di tutto, sono andato a Forlì da questo Fabrizio Borra, mi ha trattato, ho pagato io,
tutto questo con mia moglie dietro, poverina santa, perché mi ha sostenuto, e ho cominciato anche pian piano a stare in piedi. Sono arrivato a fine luglio, ho fatto un paio di allenamenti con la nazionale, stavo benissimo, sono partito per Sydney, dove c'erano le Olimpiadi, ho fatto un altri 3-4 giorni con la nazionale e per fortuna l'allenatore ha visto che ce la facevo, mi ha preso nei 12. E lì ho giocato anche tante partite, le partite insomma, è stata la cosa sono orgoglioso di questo perché tutti avrebbero rinunciato insomma, però era il mio sogno, volevo realizzarlo e ci sono riuscito. Hai sentito la tua credibilità ritornare in campo in questo esatto. Sì. E la cosa è tra le più importanti, penso, perché essere un giocatore, essere uno sportivo professionista credibile è ciò che noi pubblico, noi ragazzini del tempo volevano vedere. Esatto. Era proprio il dire guarda, questo qua in finale scudetto appunto sembrava perso, ok? Dopo 3 mesi è qua che schiaccia dall'altra parte del mondo con indosso la maglia della nazionale. Sì. Scusate se è poco. Tu sei stato negli Stati Uniti diverse occasioni e hai avuto modo di confrontarti non soltanto con i metodi di coaching, di insegnamento, di allenamento del mondo che è il basket, ok? O perlomeno è epicamente il basket, perché non dobbiamo dimenticarci di altre dimensioni cestistiche che ogni tanto l'hanno messa nel dadre, ecco, al Nord America, partendo dalla piccola Serbia, giusto per fare un nome e un cognome anche forse, però andando anche ovviamente Baltici, Francia, Spagna, Argentina, sono quelle nazionali, quelle realtà cestistiche che appunto ti ritrovi a dire e questi da dove saltano fuori? Eppure con una qualità di gioco, con una tecnica e una precisione che mettono in difficoltà i mostri sacri dei vari Dream Team. Okay? Tu però da giovane, stiamo parlando appunto di quei 20 e qualcosa anni fa, non aggiungiamone altri per favore perché siamo più o meno coetanei, quindi lasciamoli là, ti sei ritrovato proprio nella Disneyland del basket. E là? Beh, ti dico bellissimo. Io ho fatto una Summer League a Boston con i Washington Wizards e abbiamo fatto una settimana di allenamenti a Washington e ti devo dire, entri nella palestrina dove si allenano, non nel palazzetto, loro si allenano su una palestra secondaria che ti posso dire che sembra bellissima, cioè, grande, il parquet lucidissimo, i canestri belli, c'aveva all'epoca la telecamera che seguiva l'allenamento e c'era un tecnico che registrava tutti gli allenamenti e avevano 5-6 allenatori, cioè il capo allenatore, poi avevano 2 per la difesa, 2 per l'attacco, quello che curava i lunghi già allora, quello che curava il lavoro delle guardie, 3 fisioterapisti, c'era l'osteopata che in Italia non esisteva, insomma a livello organizzativo poi ti davano tutta la roba loro, cioè quindi io Areola con il mio dentifricio e spazzolino, esatto, e loro mi vestivano di tutto targato NBA, che quello è la cosa più bella, c'ho ancora i calzini bianchi con l'NBA segnato là e li tengo perché va. Te che va una lavata, spero. Sì, okay. Ma durano, sono bellissimi. E in tutto questo io da europeo ho detto bellissimo, facciamo gli allenamenti bene. Arrivano le partite e lì mi accorgo che non sono adatto. L'allenatore fa uno schema di 5 passaggi, cioè 5 movimenti di palla, blocca, così. Ok, io entro in campo, vado a fare un blocco, vedo la palla che parte e va a canestro. Dico, cosa succede? Vabbè, niente, torno in difesa, difendiamo, andiamo in attacco, richiamo un altro schema, dopo 2 passaggi un altro tira. È tutto così, è tutto un 1 contro 1. E allora lì mi sono accorto che io da europeo, cioè abituato un po' nel sistema, ma anche muoversi, cioè giocare insieme, a creare, fare assist, giocare, io
creo qualcosa per te, magari bloccando il tuo uomo, così posso liberare anche il mio, cioè liberarmi me. Lì era tutto ognuno per sé. E è stato bello a livello organizzativo, bellissimo, tutto. L'NBA è stupenda, ma a livello di giochi preferivo nettamente l'Europa. Perché c'era più squadra? Più squadra, esatto. Ma anche il spogliatoio era molto, io mi ricordo, cioè, quando arriva un giocatore nuovo cerchi di coinvolgerlo. Lì è stato un po', mi sono lasciato, cioè ero un po' lasciato da solo, a parte un paio altri semi-europei, perché erano magari dei ragazzi che hanno giocato, fatto un campionato in Europa e poi sono tornati al Summer League per farsi vedere, e allora lì con loro ci siamo un po' più trovati, perché loro... Un po' più di cameratismo, qualcosa, esatto. Anche forse da parte loro uno switch culturale verso certe qualità del vecchio continente, in questo senso. Ne parlavamo molto spesso anche con altri ospiti, nel ritrovarsi in contesti completamente differenti, per quanto l'obiettivo sia sempre quello di far entrare la palla nel canestro. Okay. Questo mi porta a un'altra curiosità, che riguarda il professionismo, riguarda lo sport, riguarda anche quello che è l'attitudine del ciò che c'è dietro le quinte dello sport. Quanto costano i video, quanto conta la preparazione, anche le individualità che ci sono all'interno delle squadre, che magari hanno un peso diverso in un ambiente come quello dell'NBA e un peso, mi viene da dire, ancora più consistente in un ambiente di quello che è invece una relazione di squadra. Come tu hai detto una cosa molto interessante, non hai parlato di Italia, ma hai parlato di Europa. Perché la tua esperienza è europea, è europea. Sì. Anche lì si tratta, stranamente, ma non tanto, di interpretazioni culturali della nazione, dello Stato, ma posso anche spingermi a regione in cui siamo, perché come si gioca a Treviso non si gioca alla Viola. Giusto, esatto. Sì. E quindi il Dennis Marconato che si ritrova in contesti culturalmente diversi, anche faccio una cosa molto semplice, dico una cosa molto semplice, mangiare qualcosa di diverso all'interno dell'ambiente sportivo, che storie ci racconta di questo dietro le quinte, di quello che non è il parquet, ma è abbiamo già citato lo spogliatoio, ma ce ne saranno di storie sicuramente, ma è la palestra, è la mensa della squadra, e quello che è la città che ti ospita, per esempio? No, ti dico, dietro le quinte è bellissimo, perché a me piace, quando vado in un posto nuovo, esplorarlo. Cioè, a Boston, ad esempio, io ho camminato da solo, ho fatto delle passeggiate, gli altri andavano a dormire il pomeriggio, insomma, se non c'era la partita. Ma anche, ti faccio l'esempio, a Barcellona a me piace, come si può dire, ho imparato a capirli perché sono catalani, sono come i veneti, vogliono l'indipendenza e tutto, e quindi hanno qualcosa simile al nostro. Poi il nostro dialetto lo capiscono bene loro. E anche lì io con loro ho esplorato, mi sono fatto dire dei posti non turistici, cioè, quindi non turistici, ho conosciuto anche amici catalani, quindi è stato molto, diciamo, a me piace questo, sono molto per la compagnia sana, ecco. E poi ci sono tante storie simpatiche, perché magari quando si esce come in nazionale facciamo 40 giorni di raduno, 3 settimane il primo raduno che era lunghissimo, ci troviamo tutti in birreria e siamo 12-14 giocatori di squadre diverse italiane, quindi magari anche con giocatori che fino all'altro giorno ci abbiamo litigato per andare in finale o vincere per la finale scudetto, e quando ci troviamo lì diventiamo i più amici di sempre, insomma. Basta una birra, basta 2 parole, ci si scherza su tutto. Questo, insomma, è quello che mi porto dietro con tutte le squadre, ma anche con i giovani che alleno adesso. Cerco di portare questo, cioè sono la figura dell'allenatore, ma fuori, capito, sono uno che gli piace conversare, capire cosa fanno, cosa non fanno, prenderli in giro, okay? Quindi tutte queste cose, insomma,
mi viene da dire, creano cose nuove, creano relazioni, creano appunto anche molto probabilmente direzioni. Esatto. E questa è un'altra delle cose importanti che cerchiamo di trasmettere con Campus Casta. Una delle direzioni a cui teniamo è quella del magari dare il giusto valore al tempo anche. E in un decennio o quindicennio appunto che stiamo attraversando, in cui sempre di più c'è voglia del tutto e subito, Giusto. I valori sportivi, tra cui anche la pazienza del saper aspettare, saper riconoscere, l'abbiamo detto per quanto riguarda riguardato i tuoi inizi, i propri limiti da superare, Esatto. ok? C'è una necessità fisiologica e non soltanto da social media nel dire oggi sono così, domani sono sicuramente qualcosa di meglio, ok? Lo puoi essere, ma devi imparare a Esatto. convivere con quelli che sono dei tuoi limiti che nel caso dei baschettari sì, è un vantaggio ma è anche un limite essere particolarmente alti e particolarmente robusti, ecco. Quindi in questo l'andare contro il tutto e subito, nonostante, ricordiamoci, il basket è uno dei giochi più veloci che ci siano da un punto di vista globale, ecco, non me ne vengono in mente tantissimi che prevedano, come hai detto tu, uno scambio rapido e quelli che erano magari 5 passaggi di schema diventano 3 perché subentrano delle circostanze all'interno del campo che la necessitano, ecco, però c'è bisogno di pazienza, c'è bisogno di tempo. E in quei 4 quarti di gioco il tempo, sappiamo che prima di tutto c'è una cosa molto importante, si ferma. E ti dà il tempo di pensare e di riorganizzarti. Ma questo viene dopo aver pensato, riorganizzato e impostato tutto fuori dal campo prima. Come riesci a trasmettere adesso o come provi a trasmettere questo tipo di valore del tempo, del fatto di dover crescere con una certa calma, una certa pazienza a ragazzi di 14, 15, 16, 17 anni che sono abituati sui 30 secondi del TikTok? È difficilissimo, però è una guerra. Purtroppo ci si scontra tantissimo, però quando insegna a un ragazzo la tecnica di tiro e non fa canestro, ti dice ma io tiro meglio in un'altra maniera. E vai a spiegargli, guarda che se continui a tirare con la palla da qua, fra un anno ti stoppano anche i nani. Mm-hmm. E lì come si può dire, bisogna essere bravi a entrare dentro il ragazzo, insomma, fargli anche degli esempi pratici. E io tante volte faccio l'esempio su me stesso, dicevo guarda io non sapevo tirare, poi mi ha insegnato così e guardo dove sono arrivato. E lì forse qualche ragazzo dice forse hai ragione coach. E il tempo è la cosa che è più difficile, perché tanti ragazzi si demoralizzano se non hanno tutto subito, se non riescono a far canestro, se tu si allena bene o gli insegni per una settimana una cosa e in partita non gli viene, non dico vanno in depressione, però quasi dopo non ti ascoltano, pensano che non hanno fatto la cosa giusta. Al contrario invece c'è chi ha fiducia e lo alleni per 1, 2, 3 settimane in certe situazioni e poi in partita senza volerlo le fa e glielo fai notare, e allora lì vedi che il ragazzo prende fiducia, si allena meglio, ti ascolta molto di più. Mi fai venire fame. Esatto. Proprio a volte manca l'idea dell'essere non ingordi, ma in questo caso esatto. affamati proprio del miglioramento. Ecco. Esatto. E penso che la parola giusta o l'esempio giusto, in questo caso è una cosa molto importante, perché prendere te stesso come riferimento e dire guarda, non dico ero come te, ma ero simile a te, esatto. magari non nel tiro ma nella posizione, dà quella sorta di fiducia del dire guarda un po', cioè esatto. vediamoci, ok? Anche se difficilmente magari ti ascoltano alla prima, ti ascoltano magari alla seconda, ma conosco l'ambiente cestistico, cerca di dare anche dei limiti, degli schemi, non essere troppo amicone, perché
altrimenti il risultato il ragazzo non lo raggiunge, gli dici, torna all'oratorio, voglio dire. Esatto. Per quanto l'oratorio, ricordiamoci, essere fucina di talenti non indifferente, anzi, non ci fossero quelli, sarebbe un po' il mancare del 3 contro 3 nel vicoletto di New York. Non so se la cosa corrisponde, però sì. Hai assunto appunto questo ruolo di formatore adesso, nel senso che si rivolgono a te come coach, sei coach, esatto. e dai delle spinte verso in avanti. C'è qualche piccolo Dennis che vedi girare per i campi del TVB adesso? Ma ce ne sono, sì. Cioè, li vedo magari lo siano tecnicamente o caratterialmente ma magari delle volte vedo tecnicamente li vedo meglio di me, però caratterialmente sono molto meno solidi, e vedo anche magari che purtroppo è difficile perché ai miei tempi avevo meno distrazioni, adesso hanno molte più distrazioni, quindi anche se vedo un piccolo Dennis, adesso ne abbiamo uno 2,8 m, 2010, quindi fisicamente bravo, tecnicamente molto indietro, però è una spugna, però lo vedo che ha dei giorni dove ascolta e dei giorni dove magari non ha la testa da un'altra parte, oppure sì, e delle volte magari non viene perché deve studiare, perché ha un compito, insomma, magari avendo il giorno libero, il giorno prima era libero, quindi vedo questi talenti, però vedo che a livello come si chiama, di mentalità siamo molto indietro, ma non solo sui piccoli danni, ma anche su tutte le squadre. Vedo questo rispetto al mio periodo, insomma, dove mia mamma, quando non avevo voglia, mia mamma mi tirava un calcio, mi portava all'allenamento, ecco. Però ti dico, mi piace lavorare su questi, se uno è permaloso mi piace ancora di più perché lo prendo ancora più in giro. Bene. E quindi poi è un andare contro, poi insomma, lo stimolarli in determinate maniere. Esatto, poi lo sanno che sono così, quindi mi conoscono i ragazzi e ottengo risultati, devo dire. Bene. Riesci a fargli capire che essere diversi da un punto di vista fisico è un vantaggio e non un peso? Allora, gli faccio presente che può essere, se loro vedono uno svantaggio, perché un under 15, un under 17, scusa, 2,10 m è un problema. Farlo giocare, perché trovi squadre che non hanno ragazzi alti, sono tutti alti uguali, come fai a accoppiarlo? Insomma, può essere un problema, e io cerco di fargli capire che questa cosa deve girarla, farla diventare qualcosa di buono, perché adesso magari è un problema, ma se poi fra un paio d'anni sarà un problema per gli altri, ecco. Dovendoti rivolgere al te, ok, quanto indietro andiamo? Ma dimmi te, giovanile o senior? Ma partiamo dal giovanile. Giovanile, perché okay. È lì che c'è stato le prime avvisaglie, i primi interessi, i primi diciamo, calci in culo anche, esatto. Hai detto tu, ok. Cosa ti diresti? Ma stai attento a questo, fai l'altro, spingi di più in quel momento là. Io forse gli direi... Non andare in contropiede in quella finale con la Fortitudo. No, gli direi di lavorare molto di più, perché io all'inizio lavoravo, però come quelli di adesso magari non dico non ascoltavo l'allenatore, però non ci davo il giusto peso. Può essere che sarei migliorato molto di più, ma sì, ma quei secoli ma non si dice, non si fa niente. Sei soddisfatto della tua carriera sportiva da giocatore e ora da allenatore? Sì, mi manca l'Eurolega, lo dico sempre. Siamo andati in finale una volta solo, però no, sono soddisfatto. Io penso, per quello che sono, per i limiti che ho, perché ho molti limiti fisici, perché non sono velocissimo, non salto tantissimo, insomma, non so,
però con quello che ho lavorato sono riuscito a costruire anche di squadra, perché come si dice, ho ottimi rapporti con tutti i giocatori che sono passati alla Benetton, al Barça e in tutte le altre squadre, e penso di aver fatto il massimo, insomma. Bene. L'uno contro uno che avresti voluto fare e non ti è mai capitato di fare? Contro Kobe Bryant. Contro Kobe Bryant. L'unico americano che parla italiano, mancato. Purtroppo non sono mai riuscito a incrociarlo. Non sei mai riuscito a incrociarlo? Ok. E degli attuali? Gli attuali? Sì. Ma guarda, ti dico... Un LeBron? No. No. No, non mi piace. Non ti piace? Shaquille O'Neal. Un Shaquille O'Neal, bene. Che è molto più grande, più grosso. Volevo farmi asfaltare da lui. Oh, molto bene. Siamo arrivati alla conclusione. Queste erano le mie curiosità. Adesso c'è una domanda che ci è stata lasciata da uno dei nostri ospiti precedenti e appunto te la proponiamo attraverso la nostra question time box. Ok. Tu parli inglese. Sì. No, la domanda sarà in italiano. Eccoci qua. Arriviamo in fondo e poi sarà turno tuo lasciare appunto a uno dei nostri prossimi ospiti una domanda che lascerai e ovviamente anonima, e noi andiamo a vedere un po' cosa ti è stato chiesto nel passato. Ok. Questo non vorrei venisse fraintesa, ma è stata effettivamente lasciata scritta in questo modo. Qual è il tuo sito porno preferito? Posso cambiarla? No, questa c'è, cioè, non ci sono altre domande all'interno della question time box, sono solo bigliettini bianchi, quindi... Posso dire che non ho mai visto un sito porno? Puoi dirlo, ci crederemo in pochi, ma te la lascio come ricordo. Eccola qua. Bellissima, bellissima. Accetto questa come risposta? Sì. Accetto questa come risposta, te ne suggerisco un paio io più tardi eventualmente. Ti lascio qualche secondo per scrivere appunto a un prossimo futuro ospite. Noi cogliamo l'occasione, come sempre, per ringraziare voi tutti per essere stati in nostra compagnia in questa bella chiacchierata con Dennis Marconato, che ci ha portato sui parquet ideali di tutto il mondo, del passato ma anche del presente per quanto riguarda la next gen di cestisti italiani e anche da fuori, immagino, perché Treviso è sempre stata fucina anche di talenti provenienti dall'estero. Ricordiamo che per essere sempre aggiornati non soltanto sui nostri nuovi ospiti ma anche sulle iniziative che Campus Cast e British School di Bassano prende costantemente, l'importante sarà per voi cliccare sulla campanella in basso a sinistra o in basso a destra a seconda del social media su cui ci state seguendo. Con noi dall'altra parte in componente tecnica Riccardo, Paola, Luca e Frank, che ringrazio sempre per gli enormi sforzi da un punto di vista sia produttivo che di supporto social e gestionale in questo progetto Campus Cast. Da British School Bassano del Grappa, Leo Gobbato, Dennis Marconato. a voi studio. Grazie mille. Grazie a te.